Terzo tentativo, dunque, speriamo sia quello buono. Partiti. C'è il tentativo ancora del numero 6 Coldplay YSL di assumere il comando. Riesce a convergere nei confronti del numero 9 Charlotte Regal Copacabana Marca, squalificato. sbagliato invece Numero 1 Charlotte Cicerone Regal, Kampf Cicerone squalificato. Kampf. Numero 3 squalificato. Anche Correo squalificato. Numero 7 Contigo squalificato. Fioccano le squalifiche, ma dopo numero 10 Cefalo in pista Jet ovviamente era squalificato. ovvio che molti cavalli si nervosissero, ha sbagliato anche Cefalo Jet, insomma sono rimasti praticamente la metà circa dei concorrenti, con Coldplay YSL e Copacabana Marca a condurre, e all'esterno c'è Common Boy Fior, mentre più indietro vediamo Carbonella. Cavalli al completamento dei primi 600 di gara in 50 abbondante. Common Boy Fior, Coldplay YSL guida su Copacabana Mark, all'esterno è Common Boy Fior e cerca di seguirlo anche il numero 8 Calibano Ferm. Se ne vanno gli 800 intanto in 1 e 5, anzi 1, 6 e 3. Cavalli ormai al completamento del chilometro, con Coldplay Wise che conduce nei confronti di Copacabana Mark. All'esterno è sempre Common Boy Fior. Per il momento nessuno riesce a risalire. Prova a farlo Calibano Ferm a 400 dalla conclusione. La progressione di Calibano Ferm sul cedimento di Common Boy Fior, ma allunga decisamente il leader Coldplay YSL. E in retta d'arrivo prende margine di vantaggio da Copacabana Marche, che ci prova comunque. L'errore del numero 6 Coldplay Wise, e così via libera per il numero 5 Copacabana Marche, che vince nei confronti probabilmente di Carbonella. Andiamo a rivedere, concitato anche l'arrivo, con l'errore di Coldplay Wise che lascia così via libera a Copacabana Mark, che si aggiudica quindi questa corsa riservata agli aspiranti allievi. Trinca in sediolo per il training di Daniele Cuglini e la scuderia Perugia 2000 SRL. È tutto per questo convegno di corse dall'ippodromo del Savio. L'appuntamento è per venerdì prossimo.